103 negozi nella Marca trevigiana hanno abbassato per sempre le saracinesche nei primi 9 mesi del 2022, 270 nell'ultimo triennio. È la dura fotografia della Camera di Commercio di Treviso Belluno che mostra come sia il commercio al dettaglio ad aver pagato il prezzo più alto prima per la pandemia, ora per i rincari e la concorrenza dell'e-commerce. L'ente camerale ha anche analizzato la situazione in 4 comuni del quartiere del Piave, a Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia e Farra di Soligo. In questi primi mesi dell'anno hanno chiuso 16 attività commerciali di prossimità, 35 nel triennio. Assistiamo da un triennio a questa parte a un progressivo calo e quindi a una progressiva chiusura di esercizi commerciali al dettaglio. I motivi li conosciamo, però l'azione sinergica di Camere di Commercio e delle associazioni di categoria di riferimento davvero credo che possa essere di grande supporto. In questo momento l'unico settore a tenere è quello dell'edilizia, con Treviso prima in Veneto, come testimoniano i dati dell'Ufficio Studi di Confartigianato. Nella Marca si registra una crescita del 12,99% rispetto alla media nazionale che si attesta al 12,63% e a quella regionale del 7,07%. La crescita dell'edilizia è confermata anche dalla demografia d'impresa della Camera di Commercio. Sappiamo che l'edilizia sono dati che probabilmente scontano l'effetto dopante in qualche modo del super bonus 110%. Dobbiamo vedere un po', abbiamo assistito a tantissime aperture nell'ambito dell'edilizia e bisogna anche capire come queste imprese siano in grado davvero di rendere i servizi per le quali nascono e per le quali si spera continuino a restare nel mercato.